Presidente Di Giacomo, finalmente dopo tanta attesa sabato si gioca. Hai detto bene, dopo tanta attesa voglio ricordare a chi ci ascolta che le ragazze sono in preparazione dal 31 di agosto, abbiamo subito diversi rinvii e finalmente siamo pronti. Mi auguro che la voglia di partenza delle ragazze si manifesti sabato con una prestazione ottimale. Sicuramente c'è tanta attesa nella nostra comunità per questa partenza e mi auguro che il progetto che abbiamo varato per andare in Serie A, ecco, si inizi con una bella prestazione, anche se il rispetto per l'avversario c'è ed è una bella squadra. Mister Dagioni, finalmente si inizia, sabato arriva il Catania, dopo tanto tempo finalmente in campo. Sì, abbiamo una voglia di giocare incredibile, finalmente si inizia, è stata veramente una preparazione lunga, ma ecco, mi ha dato anche proprio la misura, la sensazione di quanto questo gruppo avesse voglia di fare. Abbiamo cominciato ad agosto, siamo rimasti sempre qua, ci siamo continuati ad allenare anche quando non si sapeva se il campionato sarebbe effettivamente partito o meno, e quindi al di là di tutto l'esperienza proprio professionale ed umana con questo gruppo qua mi è piaciuta tantissimo, mi ha dato tantissimo, proprio perché ho trovato un gruppo di lavoro straordinario, sia per quanto riguarda le ragazze che la sintonia con la società. Siamo rimasti qua, ci siamo allenati anche quando non si sapeva perché ci si allenava, quasi tutte le squadre si erano fermate, noi abbiamo scommesso che prima o poi si sarebbe ripartiti, finalmente giochiamo. Serena Moneta, il capitano della SEAP Dalle Cardì L'Aragona, finalmente si scende in campo, tu sei il capitano della squadra, secondo anno per Teatro Agrigento, finalmente si gioca. Finalmente si gioca, siamo e sono contenta di iniziare e speriamo di farlo nel migliore dei modi, ovviamente, siamo pronte. Valeria Caracuta, il nuovo palleggiatore della SEAP Dalle Cardì L'Aragona, finalmente si gioca, ho detto al mister, l'ho detto anche al capitano Moneta. Sì, finalmente si gioca, siamo veramente molto carichi, nel senso che non vediamo l'ora e penso che come noi anche tutto l'ambiente ci stiamo lavorando su questa partenza da tantissimo ed è chiaro che sarà complicato, però noi ce la metteremo tutta sin dal primo pallone per riuscire a raggiungere, diciamo, questa prima vittoria e poi andare avanti piano piano. Anche se vi siete presentate molto sui social, voglio presentare Valeria Caracuta anche alle televisioni TVA in particolare. Allora, Valeria Caracuta è una giocatrice di grande esperienza. Sì, dai, ho un'esperienza che sicuramente potrà essere importante per questa squadra e voglio che soprattutto a livello di campo sia fondamentale, ecco. Non tanto a livello di gioco ma a livello di tante piccole cose che possono far parte di un gruppo, no? Quindi io sono qui e cerco di aiutare ogni giorno le mie compagne e mi interessa tanto questa cosa, quindi mi impegno ogni allenamento per mettere a disposizione, come ho detto prima, la mia esperienza caratteriale sul campo e portare, diciamo, qualcosa in più che può servire a questa squadra per fare quel salto importante.